buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Titoli del nostro telegiornale. Un sequestro anomalo e caccia ai rapitori del 17enne di Vittoria. La procura tende a escludere l'estorsione alla famiglia. Albanese con 27 kg di droga in auto. Il corriere è stato fermato e arrestato al casello di San Gregorio. Inchiesta sulle mazzette nella salita siciliana, 2.000 euro nascoste dentro una bomboniera. Così il responsabile di 2 società di assistenza ai malati terminali ringraziava il dirigente dell'ASP di Palermo. A Taormina ancora timori dei genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica. Nella nuova rete ospedaliera l'ospedale potrebbe avere una riduzione dei posti letto. Monito salesiano a Catania. Don Fabio Attar invita le istituzioni ad ascoltare le esigenze dei giovani, spesso costretti a scegliere tra emigrazione e criminalità. L'11° successore di Don Bosco ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Barbara Buscesi racconta, icona della commedia anni 80 italiana. L'attrice a Siracusa ricorda alcuni aneddoti di 60 anni di carriera tra cinema e TV. Calcio in Serie B, finisce in parità la sfida al vertice tra Cesena e Palermo. A Blesa risponde Bani, rosanero in vetta alla classifica in compagnia di Frosinone e Cesena. Serie C, il Catania tra poco in campo a Cerignola, il tecnico toscano mischia le carte, novità nell'11 titolare, trasferta delicata per il Trapani contro il Benevento, mentre il Siracusa riceve il Cosenza. Ancora buongiorno, ero prigioniero in un casolare poco distante dal paese. Emergono nuovi particolari nel racconto. Gli inquirenti del 17enne rapito a Vittoria e già rilasciato. Il sequestro lampo resta un giallo. Il servizio di Tonino De Mano. Dalla simulazione del rapimento al messaggio intimidatorio alla famiglia della vittima, all'azione legata al mondo della droga. Si indaga a tutto campo sul sequestro lampo del 17enne, rapito in strada giovedì scorso a Vittoria e liberato nelle campagne della città ragusana. Il quadro non è ancora chiaro, ma alcuni tasselli cominciano ad andare al loro posto. Noi non abbiamo allo stato elementi per poter dire che ci sia stata una finalità di estorsione, perché non ci risulta da nessun atto processuale. Se dovesse emergere questo dato, il processo sarà di competenza della Procura distrettuale di Catania. Noi possiamo soltanto dire che le indagini non si chiudono qua, continuano con lo stesso impegno. Agli investigatori che lo hanno interrogato a lungo, ai genitori e al legale di famiglia, il giovane ha raccontato che i 4 banditi che l'hanno rapito mentre era per strada con un gruppo di amici avevano un accento siciliano e che sarebbero rimasti incappucciati per tutta la durata del sequestro. Lo hanno trattato bene, non lo hanno minacciato, gli hanno dato da bere e un panino da mangiare, ma mio figlio non aveva fame, ha mangiato poco e ha bevuto tanto. La paura e la tensione era tanta, è stato un incubo per lui e per tutti noi. Per fortuna è andata bene, ha raccontato il padre del 17enne, che ha riferito di essere stato rinchiuso in un casolare di campagna e che gli uomini che lo tenevano in ostaggio erano sempre incappucciati. Un sequestro anomalo, senza richieste di riscatto, con dinamiche poco chiare. Un'indagine che è soltanto agli inizi, ma che parte con molte domande e al momento poche certezze. Un albanese è stato fermato al casello di San Gregorio a Catania con quasi 28 kg di cocaina in auto ed è stato arrestato. La droga sul mercato avrebbe fruttato oltre 300.000 euro. Il servizio di Desiree Ferlito. Viaggiava in auto con 24 panetti di cocaina, occultati all'interno di un van appositamente creato sotto i sedili anteriori, sia lato conducente che passeggero, per un totale di quasi 28 chilogrammi. In queste immagini della Polizia di Stato un agente li preleva uno ad uno da una piccola apertura sotto il sedile della Renault Scenic fermata dalla squadra mobile della Questura di Catania sull'autostrada A18 Messina-Catania durante un posto di blocco nei pressi del casello autostradale di San Gregorio. A bordo un cittadino albanese di 39 anni. A insospettire i poliziotti l'insofferenza mostrata dal fermato durante il controllo e le risposte contraddittorie alle richieste di spiegazioni sulla sua presenza nel territorio etneo. Comportamento che ha spinto i poliziotti a procedere con una perquisizione più approfondita del veicolo, che ha permesso di scoprire l'ingente quantitativo di droga e portato anche al sequestro del mezzo e di 2 smartphone in possesso dell'uomo. La cocaina sequestrata avrebbe fruttato sul mercato oltre 1.300.000 euro. In attesa della convalida del fermo, atteso nelle prossime ore, il cittadino albanese è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.
Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce nei confronti della figlia minorenne. Con queste accuse i carabinieri di Pedara, nel catanese, hanno arrestato in flagranza di reato un 59enne. Dai racconti di madre e figlia è emerso che la notte precedente l'uomo, ubriaco, avrebbe aggredito la figlia minorenne svegliandola e colpendola con una violenza tale da farle sbattere la testa per terra, riportando una ferita lacero-contusa. La ragazza sarebbe stata minacciata dal padre di non rivelare l'accaduto e quindi lei, per paura di ulteriori violenze, avrebbe taciuto la verità ai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Acireale, dove era stata accompagnata dalla madre. E invece a Palermo 3 persone hanno accerchiato un uomo e lo hanno picchiato la notte scorsa in via Oreto con calci, pugni e colpi di bottiglia. Poi è spuntato anche un grosso oggetto contundente, forse un crick, e l'aggressione è venuta davanti a uno dei negozi gestito dai bengalesi e pare che proprio la violenza sia stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e quindi sono partite poi le ricerche dei responsabili. Lunedì l'udienza di convalida del fermo del commercialista Mario Lupo e del dirigente dell'ASP di Palermo Francesco Cerrito, arrestati venerdì pomeriggio in flagranza durante un passaggio di denaro ritenuto una mazzetta. Il servizio di Manlio Viola. 2.000 euro nascoste dentro una bomboniera. Mario Lupo, commercialista e rappresentante di 2 associazioni che si occupano di assistenza ai malati terminali, ringraziava così il dirigente della programmazione sanitaria e territoriale dell'ASP di Palermo, Francesco Cerrito, per la celerità con la quale aveva erogato i mandati di pagamento alle associazioni. I poliziotti della squadra mobile hanno filmato la consegna della bomboniera nel parcheggio degli uffici dell'ASP in via La Loggia, ai locali dell'ex manicomio della città, e subito sono entrati in azione per sequestrare l'oggetto e verificare che effettivamente dentro ci fossero nascoste 20 banconote da 50 euro. Gli investigatori lo avevano capito durante settimane di intercettazioni e pedinamenti a carico sia di Lupo che di Cerrito, dovevano solo dimostrarlo. Con l'irruzione e il sequestro del denaro è scattato anche il fermo in flagranza per entrambi. Lupo è un commercialista e revisore dei conti molto noto in città. Le associazioni di cui si occupa negli anni hanno incassato dalle ASP ben 17 milioni di euro per vari servizi di assistenza. Dopo gli interrogatori di garanzia e la convalida, l'indagine potrebbe allargarsi. Ma nel frattempo la vicenda sbarca anche sui tavoli della politica. L'ASP di Palermo infatti è senza manager dal 21 gennaio scorso, quando Daniela Faraoni è stata nominata assessore alla salute. A reggerla ad interim il direttore sanitario, ma ora piovono interrogazioni e denunce anche in casa Forza Italia e a Palermo si pensa di non aspettare oltre e si cerca una figura di garanzia da nominare entro la fine dell'anno. Siamo in qualche modo sul tema della sanità, perché l'approvazione della rete sanitaria regionale e l'inserimento del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina è stato salutato come un passo in avanti nei giorni scorsi, ma dalle prime indiscrezioni insomma, i genitori sono preoccupati perché sembra potrebbe esserci un taglio ai posti letto. Il servizio di Francesco Triolo. Sono giorni decisivi in attesa che la proposta della Regione Siciliana sulla rete sanitaria approvata dall'ARS venga confermata ed approvata dal Ministero della Salute e il centro di cardiochirurgia pediatrica venga inserito nella rete ospedaliera regionale. Il Comitato dei genitori dei piccoli pazienti aveva espresso fiducia dopo l'approvazione dell'ARS affinché si potesse individuare la soluzione migliore per garantire la continuità dell'assistenza, ma le indiscrezioni che sembrano emergere in queste prime battute lasciano qualche preoccupazione. Si parla di un hub principale, cioè il reparto che c'è a Palermo, e uno SPOC secondario che sarebbe Taormina. Si parla di un ridimensionamento dei posti letto a 8. Tutto questo a noi ci fa un po' immaginare un depotenziamento del centro, quindi sostanzialmente non mantenere le stesse caratteristiche e le stesse modalità di operatività del centro che ne hanno fatto un'eccellenza. Il Comitato dei genitori ribadisce quindi che non accetteranno qualsiasi soluzione comporti un ridimensionamento degli standard qualitativi del centro. Secondo loro i bambini in cura devono continuare a ricevere le stesse possibilità che hanno avuto finora. Ad Agrigento adesso l'autopsia conferma che Marco Chiaramonti, 50 anni, istruttore di tennis e padel, molto conosciuto nella zona, è morto sul colpo nello schianto in Viale Emporium a San Leone. La moto avrebbe prima preso una buca sull'asfalto e poi sarebbe finita contro un albero. Il servizio di Davide Sardo.
È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Marco Chiaramonti, 50enne, istruttore di tennis e padel, morto sabato scorso dopo un violento incidente in Viale Emporium, alle porte di San Leone, frazione balneare di Agrigento. Secondo i primi accertamenti, la moto su cui viaggiava potrebbe aver urtato una buca presente sull'asfalto, perdendo aderenza e finendo contro il tronco di un albero. L'autopsia, eseguita dal medico legale Alberto Alongi nella sala mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio, è durata circa 4 ore, ha confermato che Chiaramonti è morto sul colpo per i gravissimi politraumi riportati. Il tossicologo Pietro Zuccarello effettuerà ulteriori analisi su eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Dopo l'esame, la salma è stata dissequestrata. Le indagini della Procura di Agrigento proseguono. Sul registro degli indagati figurano il dirigente comunale Alberto Avenia, responsabile del settore manutenzione stradale, e l'architetto Angelo Lezza, dipendente comunale incaricato del cantiere per la riparazione della stessa buca. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. I funerali di Marco Chiaramonti si terranno lunedì pomeriggio nella Basilica dell'Immacolata. Il comune ha proclamato il lutto cittadino. E c'è un altro incidente stradale mortale nella notte a Castelmola, in provincia di Messina. L'imprenditore Giuseppe Carpita, 53 anni, stava guidando sulla strada provinciale quando il suo fuoristrada ha distrutto il muretto di protezione finendo nel vuoto, e successivamente poi la sua auto è finita contro un appartamento in fase di costruzione. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. Adesso ci spostiamo a Catania perché parliamo della dura vita di pedoni e motociclisti tra Viale Fleming e Via Ala. Il servizio di Tonino De Mano. Prima di partire di casa faccio il segno della croce, è ovvio, ogni mattina lo faccio. A Catania non sono in pericolo solo i motociclisti, in Via Ala è a serio rischio anche l'incolumità dei pedoni che attraversano, sfidando la sorte, i disastrati marciapiedi. Rischi dal basso e dall'alto, come dimostrano le immagini a supporto delle segnalazioni che sono arrivate in redazione al numero di WhatsApp 342 74 55 005. Il tratto in questione è a ridosso della caserma Sommaruga, dove anche il muro di cinta della struttura militare presenta pericolose crepe, massi che rotolano dalla parete e che finiscono direttamente sul marciapiede, rappresentando una minaccia per i passanti. E che dire dell'asfalto disastrato con buche e avvallamenti. Sì, fin quando qualcuno si farà male morirà. Ed un'altra segnalazione è arrivata dal Viale Fleming, dove non sono sicuri neanche gli attraversamenti, con strisce sbiadite e quasi invisibili. Non solo, rigogliosi cespugli dalle 2 carreggiate coprono la visuale dei pedoni. Anche qui percorrere il marciapiede, non distante dalla stazione metropolitana di Milo, non è semplice. Che il discorso marciapiedi, perché sono totalmente rotti, dissestati, si è pincolte anche qua sul marciapiede, si deve spesso scendere in mezzo alla strada per poter appunto passare. L'altro giorno anche una signora con il passeggino è dovuta scendere con il passeggino, con i rischi che comunque con i rischi a cui si va incontro. Arrivare a casa sani e salvi è già un miracolo. Adesso restiamo sempre a Catania perché parliamo della visita di Don Fabio Attard ieri nel centro salesiano di Catania. L'11° successore di Don Bosco ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Il servizio di Orazio Longo. La speranza per i giovani del Sud significa cogliere le sfide del territorio e sfruttare le opportunità educative che preparano al mondo del lavoro, assumendo il bene della società a livello sociale e politico. Le parole di Don Fabio Attard, rettore maggiore dei Salesiani e 11° successore di Don Bosco, diventato ufficialmente cittadino onorario di Catania, città che è sede dell'unico ispettorato salesiano del Sud insieme a Napoli. Il conferimento della cittadinanza durante una Lectio Magistralis nel cortile dell'Istituto di Cibali. È una conferma del lavoro che stanno facendo i salesiani. È una cittadinanza data al rettor maggiore dei Salesiani, ma anche è una cittadinanza data a tutti i salesiani che si stanno impegnando a rendere nel presente proprio le opportunità che abbiamo come possibilità di futuro. A presenziare al conferimento della cittadinanza il presidente della regione Schifani, il sindaco di Catania Trantino che ha consegnato l'onorificenza e l'arcivescovo Renna. Nel testo della Lexio, dal titolo Chiamati a essere speranza, l'importanza dei giovani nel processo di crescita della società, in cui Don Attard ha voluto indicare il cammino a quei ragazzi del Sud troppo spesso costretti a scegliere tra emigrazione ed economie illegali. La visita di Attard a Catania ricorre nel 50° anniversario del movimento giovanile salesiano che in Sicilia ha conosciuto i suoi primi passi.
Adesso parliamo di un parco gioco inclusivo con giochi senza barriere, pensato per tutti, suoni, forme, colori come stimoli di crescita e socializzazione. Vi portiamo nel centro di Siracusa alla scoperta di quella che è una novità, insomma un parco giochi novità per la Sicilia. Il servizio di Francesco Aloi. Dal viale musicale che suona quando si cammina sui tastoni al canestro intelligente. Eccolo il parco inclusivo e pedagogico, il primo in Sicilia. Siamo a Siracusa, ai Villini, a 2 passi da Ortigia. E queste idee ce ne vorrebbero molte altre e molte di più per rendere più vivibili per i nostri bambini le città. E non è un parco inclusivo e basta, è un parco inclusivo, pedagogico, intergenerazionale. Speriamo che si replichi e di vedere altri parchi all'interno di Siracusa. Qui non ci sono barriere di nessun genere, un parco finanziato dalla regione, aperto a tutti, qualsiasi siano le abilità, dove si abbattono le differenze e ci si riscopre uguali. Qualunque bambino, anche quello in sedia a rotelle, potrà accedere a qualunque tipo di gioco, senza preclusioni e senza esclusioni. Questo è quello che è importante. Immersi nel verde ma in pieno centro città, si può vivere quindi un'esperienza di gioco condivisa. Suoni, forme e colori diventano stimoli di crescita, occasione per socializzare e integrarsi. È un altro angolo della città che stiamo riqualificando, come vedete grande successo, tantissime famiglie, tantissimi bambini, il sole splende anche oggi sulla nostra città, spero che il sole raggiunga tutti. E nell'era dei cellulari dati in mano anche ai bambini, un parco come questo può diventare un invito a tornare a far giocare i più piccoli con i coetanei, piuttosto che lasciarli soli davanti ad uno schermo. Adesso vi raccontiamo una storia d'amore da film per le modalità con cui i due si sono conosciuti. Lui di Mazzarrone, lei di Comiso, un incontro e un amore nato con un messaggio lasciato all'interno di una bottiglia lasciata in mare. Il servizio di Veronica Barbarino. A volte le fiabe non appartengono solo ai libri, alle volte diventano realtà. È la storia di Samuel e Simona e di una lettera in una bottiglia lasciata al mare. Era il 2023, aprile 2023, quando io e mio figlio Leonardo finiamo di leggere un libro. La fine di questo libro ispira Leonardo a voler lanciare una bottiglia in mare, ma io da buona romantica e sognatrice decido di mettere un bigliettino. Questa richiesta viene accolta anche da Leonardo e così niente, lui stesso mi detta una frase che dice: sono Leonardo, un bambino di 3 anni e mezzo e vorrei donare un po' della mia gioia e dei miei sorrisi a chi troverà questa bottiglia. Se vi va di conoscervi, chiamate la mia mamma, si chiama Simona. 4 mesi dopo, come da tradizione, ogni estate io e la mia famiglia venivamo in vacanza a Marina di Ragusa. Quel giorno in particolare decidiamo di affittare delle biciclette per andare a fare un giro. Siamo arrivati sugli scogli di Punta Braccetto e dopo questo tuffo dagli scogli vediamo galleggiare questa bottiglia perfetta, intatta, con questa pergamena dentro. Ho preso il mio telefono e ho chiamato Simona. 1 mese di conversazioni su WhatsApp, un incontro, un bacio, poi la convivenza a Marina di Ragusa. Adesso il matrimonio dopo la proposta proprio nel luogo in cui Samuel aveva trovato la bottiglia. E lì ho chiesto a lei e anche a Leonardo di sposarmi e stare con me per tutta la vita. Una storia di destino e magia che ci fa ancora credere nella forza dell'amore. Adesso invece incontriamo Barbara Boucher che si racconta tra cinema e amore per il nostro paese. L'icona della commedia sexy all'italiana appunto si racconta al nostro TG da Siracusa. Il servizio. È stata una carriera molto ricca, ma veramente ricchissima. 82 anni e non sentirli. Eccola Barbara Boucher, icona della commedia sexy all'italiana. Un occhio al passato ma l'altro al presente, perché il set è sempre casa sua. Chi sei? Coraggio, indovina. Italiana non di nascita ma di adozione. Negli anni 60 tra lei e il bel paese è stato subito amore. Ho potuto
fare delle esperienze fantastiche, mi sono sposata, ho avuto i figli. Qui ha lavorato con i più grandi attori. Se ti dicessi che adesso non sto andando affatto dal parrucchiere, ma che sto andando dal mio amante? Certe volte sei proprio divertente. Ma anche con i registi più famosi. Tra tutti, nel suo cuore è rimasto lui. Mauro Severino, che mi ha diretto in Tutti possono arricchire tranne i poveri. Dunque tu, Poletti, non fare l'arpia, i 750 sono assolutamente troppi. Dal cinema alla TV, dal sexy al noir, ha trovato spazio anche per lo sport. 5, 6, 7, 8, destra, sinistra. Mi sono inventata la Jane Fonda italiana. In 60 anni di carriera, protagonista tra equivoci, gag, nudità, tutto però con un fil rouge. L'umiltà. Mi piace quando finisco, chiudo la porta alla produzione, torno a casa e sono Barbara. E allora adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi un ampio spazio allo sport, al calcio, tra poco il Catania in campo. Rientriamo in diretta, apriamo la pagina dello sport, cominciamo dal Palermo, quello di ieri è un pareggio che soddisfa il tecnico rosanero Inzaghi che al Manuzzi a Cesena fa 1-1 e mantiene la testa della classifica. Il servizio. A Blesa del Cesena ha risposto Bani, un pareggio, quello del Manuzzi, che poteva anche trasformarsi in vittoria sia per i romagnoli che per il Palermo. Un pareggio che ha comunque plastificato l'equilibrio che ha contraddistinto gran parte del match. Le occasioni non sono mancate, la formazione di Inzaghi prima di subire lo svantaggio aveva sfiorato in 2 occasioni lo 0-1, prima con Bani e poi con l'Eduaron. Il gol di Blesa non ha comunque scoraggiato la formazione siciliana che nella ripresa, dopo la traversa di Poi Ampalo, ha trovato il pari con Bani. Abbiamo approcciato molto bene, nella prima mezz'ora pensavo di far gol, avevamo in mano la partita e proprio nel momento in cui pensavo potessimo passare in vantaggio questo gol evitabile poteva anche ammazzarci, infatti abbiamo un attimino fatto fatica a reagire, però poi al di là del contropiede all'inizio del secondo tempo perché avevamo tanta voglia di pareggiarla, poi la squadra con la traversa prima del gol. Il Palermo ancora una volta ha sfoderato il suo grande carattere e contro una squadra ben organizzata è riuscito a pareggiare, non rischiando poi più nulla. Una partita difficile, come tutte quelle di Serie B, affrontavamo una squadra che era in salute come noi, nel loro stadio con tanto entusiasmo. Penso che abbiamo fatto una partita, sicuramente c'è degli aspetti da migliorare, ma andare via comunque con un punto qua è una cosa importante. Rosanero subito in campo, martedì al Barbera arriva il Venezia che ieri è tornato alla vittoria contro lo Spezia. Adesso la Serie C, il Catania che oggi pomeriggio giocherà a Cerignola cerca 3 punti e una vittoria che manca da 3 giornate, 2 pareggi appunto dopo 3 giornate. Il Trapani invece sarà impegnato a Benevento, per il Siracusa al De Simone arriverà il Cosenza. Sergio Colosi. La prestazione sì, ma anche i punti. Catania senza mezze misure oggi a Cerignola dopo la buona prova di Trapani. La vette ha 4 lunghezze, 2 pareggi in 3 giornate sono pochi e i rossazzurri puntano al successo, ripartendo dalla buona prova nel derby del Provinciale. Il Cerignola nell'ultimo turno ha vinto in casa della capolista Salernitana. Toscano ancora squalificato, sostituito in panchina dal vice Napoli. Da valutare sino all'ultimo le condizioni di D'Ausilio e Caturano, che potrebbero partire dalla panchina. Ma sarà una partita dove ci sarà da battagliare e siamo pronti per battagliare. Come ogni partita dobbiamo andare a Cerignola con l'obiettivo di vincere e con l'atteggiamento giusto e con lo spirito giusto. Tatticamente è una squadra che ha cambiato poco rispetto all'anno scorso dal punto di vista tattico, ha cambiato degli uomini, mettendo gente con caratteristiche diverse, ma sempre una squadra con un DNA ben preciso. Ma la cosa più importante è come affrontiamo noi la partita. In mediana Guaini rappresenta più di un'alternativa. A sinistra torna Donnarumma, sulla tre quarti con Cicerelli, confermato Lunetta, scalpita Stoppa. Calcio d'inizio alle 17:30. Dalle 17 scatta diretta stadio su Telecolor per vivere la gara in nostra compagnia con l'analisi pre e post partita e le interviste in esclusiva. Il pomeriggio delle siciliane DC lo apre all'Equivoco
15 a Benevento l'imbattuto Trapani. Per Aronica turnover forzato da assenze e infortuni. Alle 17.30 dopo 5 KO di fila il Siracusa può chiudere la settimana della svolta. Mercoledì 3 punti con il Potenza, oggi al De Simone c'è rilanciato Cosenza, convocato Frisenna. Il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia invece ritornerà alle 20 questa sera. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti.